La Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati a Scurcola Marzicana per l'inaugurazione del monumento Scurcola Città della Battaglia e di un murale sulla vicina cabina elettrica di e-distribuzione. L'opera di street art, frutto della collaborazione tra Centro Studi Culturali d'Angiò e Amministrazione Comunale, è firmata dall'artista pescinese Antonello Di Stefano. Ricorda la battaglia combattuta tra svevi e angioini nei piani palentini il 23 agosto 1268 e ricopre interamente la cabina in Piazzale della Venere. I due schieramenti sono anche visibili sui lati dell'impianto, da una parte i Guelfi, guidati da Carlo I d'Angiò, dall'altra i Ghibellini, sostenitori di Corradino di Svevia. Uno spazio è riservato a Dante Alighieri, che ha dedicato alla storica battaglia alcuni versi della Divina Commedia. L'inaugurazione del monumento Scurcola Città della Battaglia, non inteso meramente come statua, ma con l'ambizione di tenere accesi i riflettori sulla grande storia che vide il territorio di Scurcola vero e proprio crocevia. È una giornata storica suggellata dalla presenza del presidente Casellati, ha affermato Marsilio. Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti tra gli altri il sindaco di Scurcola Marzicana Nicola De Simone, il presidente del Centro Studi d'Angiò Lorenzo Fallocco, la responsabile area operativa regionale Abruzzo Marche Molise e Distribuzione Carla Falchi e il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri. Un momento importante per tutto l'Abruzzo e chiaramente per questo centro marzicano, in questa inaugurazione alla presenza del Presidente del Senato, che è un gesto di grande garbo e di grande rispetto istituzionale. Verrà inaugurato il monumento che è alle mie spalle, che è un momento di grande importanza storica che poi ha segnato il destino dell'intera Europa, non solo dell'Italia.